quel sogno cos'è? Sarà perché coloro il mondo attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai, se resterà in te, so che mai non ti perderai, se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai, cambio canzone e poi, tra me e la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino, voglio un giorno senza fili, che mi muovono le mani, voglio vivere a colori, colorare il mio destino, e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Siamo felici e orgogliosi di avere qui un siciliano famoso in tutto il mondo. Signore e signori, con noi stasera c'è Francesco Cafiso! Buonasera Francesco! Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora Francesco, grande musicista, tante volte si dice che un grande musicista è una persona fortunata perché è una persona dotata di talento. Beh, questo è vero perché il tuo talento è assolutamente innato, però diciamo che è anche vero che grandi musicisti si diventa con ore di studio, con ore di pratica, e tu sei uno di quelli che davvero non lascia nulla al caso. Tu hai capito di avere il talento piccolissimo e intelligentemente lo hai coltivato studiando in continuazione e continuando a studiare. Certo, beh, io credo che il talento debba essere supportato dallo studio. Poi il mio caso è molto anomalo perché a 7 anni ho avuto la fortuna di incontrare un musicista incredibile e soprattutto un grandissimo didatta, una persona molto carismatica che riesce a comunicare e a trasmettere l'amore per la musica soprattutto ai bambini. Il suo nome è Carlo Gattano. E poi insomma la fortuna di essere nato in una famiglia che mi ha sempre sostenuto, appoggiato affinché io potessi coltivare le mie passioni, e quindi soprattutto la figura di mio padre è stata fondamentale nella mia vita di ragazzo e di musicista. Che bella, questa cosa merita un applauso. È bellissimo quando un artista di questo calibro dice una cosa del genere. Senti, quando hai capito che non eri più il Cafiso che suonava il sassofono e basta, ma eri il Francesco Cafiso, grande professionista del sassofono? Guarda, in realtà non l'ho mai capito perché non mi sono mai posto il problema. La passione per la musica è veramente enorme, ho sempre cercato di fare del mio meglio. A 12 anni ho suonato al Pescara Jazz Festival, ho aperto il set di Wynton Marsalis che mi ha voluto con sé l'estate successiva per un tour nelle più grandi capitali d'Europa, e lì ho fatto una delle esperienze più importanti della mia vita. Al rientro in Italia c'è stato un vero e proprio esploit mediatico che mi ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo. Senti, e da lì la mia carriera. Com'è stato vivere tutto ciò così da giovane, così da piccolo? Riuscivi a gestire tutte sì, ho cercato di ritagliare sempre gli spazi tipici del bambino, del ragazzo a seconda dell'età, cercando di conciliare al meglio quello che è tipico di un ragazzo di 12, 13, 14 anni con le cose che fanno parte della vita del musicista. Insomma, non ti sei perso nulla della tua vita alla fine, questo è importante. Comunque per me la musica prima di tutto è appunto una grande passione, ma anche un divertimento immenso, quindi ho sempre fatto tutto con la massima naturalezza, e così come i miei coetanei a 7, 8, 9 anni andavano a giocare a calcio, si divertivano per strada, io preferivo suonare il mio sassofono e studiare per molto tempo. E allora adesso c'è una canzone dedicata per te, come sempre la nostra Movida Small Orchestra, che ha cucito addosso all'ospite di questa sera un brano veramente memorabile, come tutti gli altri. Movida Small Orchestra per Francesco Cafiso! Tutto il mondo, sei Francesco Cafiso, si può solamente amare, sei Francesco Cafiso, grande, unico e geniale, sei Francesco Cafiso, io di te non mi stanco, se mi perdo un concerto non
la movida Small Orchestra, hai visto? Una canzone dedicata apposta per te. Senti, ti faccio un nome e un cognome e tu mi rispondi immediatamente con la prima cosa che ti viene in mente. Barack Obama. Beh, io posso raccontarti la mia esperienza. Come sta? Perché dovete sapere, lo sapete, che Francesco ha suonato per il presidente degli Stati Uniti d'America. Sì, nel 2009 appunto ho avuto l'onore e il privilegio di suonare in occasione del suo insediamento alla Casa Bianca. Di questo sono grato alla persona di Wynton Marsalis che per l'ennesima volta mi ha pensato e ha deciso di invitare una serie di artisti molto importanti nel panorama jazzistico internazionale. Quindi per me è stata una serata molto importante, abbiamo suonato al teatro JF Kennedy in onore del Presidente. Il Presidente purtroppo non ho avuto l'onore di incontrarlo, però comunque è stata un'esperienza incredibile sotto tutti i punti di vista. Tremavano le gambe? Abbastanza, sì. Però dai, i primi 30 secondi, poi sì, dopo... sì, però è stato bellissimo essere lì in quel contesto molto, molto intenso e bello. Ecco. Senti, io adesso ti presento il prossimo successore di Barack Obama, perché sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America, il Mago Peppe! Buonasera, buonasera telefonisti! Buonasera, che onore! Comodi. Hai visto? Mago Peppe! Maestro, che onore, maestro! Ha suonato il sassofono. Ma è normale che arrivi in gratta. Chiedo scusa, ha suonato il sassofono con... Ho dei problemi tecnici. Mago, non è normale che lei arriva, entra in scena e si gratta, che ha? C'ho qualche sassolino nelle scarpe. Ma vabbè, ce ne facciamo frega finta no. niente, sì, perché Allora, dietro andiamo c'è col tutto. gioco, sì. Allora, ora farò un giochino. Sì. Mago, a noi, che ha? C'ho i sassolini nelle scarpe. Ma allora, ce io ne ho frega preparato che un ha bel il sassolino nelle gioco, scarpe, sì. un bel gioco di carte. Sì. E che vorrei fare al... Sì. Chiedo scusa, lo so che non è elegante, Ma che però... schifo, ma che fa? No, perché avevo un sassolino nella scarpa. Mago, sei un cretino. Mago, sei un imbecille Mi dava proprio. fastidio, mi chiedo scusa, volevo odorare? No, grazie. Allora, questo gioco, questo sasso dava fastidio. Questo gioco di oggi è con le carte, Sì. però il protagonista sarà lui, il fono. Sì. Non so se avete notato che ho iniziato col sasso e poi continuo col fono. E quindi? Sassofono. Sasso. Grazie a tutti, ci vediamo l'anno prossimo, è finita qui. Ma dai, ma stai cazzate, Mago! Sassofono. Questo ha suonato per Barack Obama e tu gli fai sassofono. Sassofono. Si sa che ti telefono casa. Allora, il fono ci servirà dopo. Il Pulmino a che ora basta a prendere? Allora, e queste qua sono le carte, Sì. lei le conosce, le carte da gioco. Allora, mi dica stop e mi prendo una carta. Stop. Qua, allora mi prende la carta, la guardi, la memorizzi, la faccio vedere a tutti quanti. Facciamo vedere a tutti, a quella camera. Va bene. Sassofono. Eccoci qui, l'abbiamo visto. Mago, basta con questa cosa del Che sassofono. mi piace la creatività. Allora, Sì, questa non è prenda creatività. questo mazzo di carte e metta la sua carta all'interno Ce la del mazzo. ricordiamo la carta, sì. E mescoli. Allora, io ora mi userò il fono. Sì. Ho bisogno di energia. Sì? Ah, che cretino. Ma quella che è energia gasosa, quella è corrente alternativa. Userò la corrente alternativa. Non c'entra. Non c'è. Allora, nei foni cosa succede? Sì. L'aria entra di qua ed esce di Sì. qua. Un po' come l'uomo, però. Sassofono. Sassofono. Sì. Allora, ora l'esperimento è questo qua. Io lo metto in funzione. Sì. Immaginiamo che funziona. Allora, metto le carte. Se la ricorda ancora la carta? Sì, sì. Allora, mettiamo qua. Ok. L'aria entra di qua. Sì. Dovrebbe esserci una carta nel fono. Non ci credo. La vede, può prendere la carta. posso Che carta credere. era? Dichiari la Dichiariamo carta. la carta, cos'era? Aspetti. No, cos'era la tua? No, in caso è Questa sbagliato. qui. Era un jack di quadri, è Jack vero, di è quadri. vero. Il miracolo è avvenuto! Eccolo qua! Facciamola vedere! Facciamola vedere! Eccola qua! Sassofono fa miracoli. Il Con sassofono! È riuscito! Bravo Mago Peppe! Grazie maestro. Io voglio ringraziare davvero Francesco Cafiso per essere stato con noi, è stato un piacere ed un onore condividere questa puntata con lui e devo dirti che sei un grande siciliano, Grazie. un grande italiano che ci fa sentire orgogliosi di averti tra i nostri conterranei. Grazie Evviva mille. Francesco Grazie. Cafiso!